Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, qualche video fa, ho risposto a una richiesta che mi era arrivata e vi ho insegnato a fare il famoso nav button animate, quello che fa così. Anche oggi voglio rispondere a una richiesta che mi è arrivata su dei messaggi privati. Com'è che si chiama i messaggi privati? Vabbè, non fa testo. Quindi di conseguenza rispondo a un messaggio in cui mi viene chiesto come creare il down button scroll animato. Insomma, in parole povere, per capirci, sto coso qua, ok? Che si vede abbastanza comunemente nei siti web. A dirvi la verità, io non l'ho mai fatto. Quindi mi sono armato di Google, sono andato a cercare, ho scovato un tutorial in inglese molto interessante di tale Jules qualcosa, insomma, e oggi vado a riproporvi in italiano quello che ho imparato da questo esercizio e cerco di spiegarvi un attimino come funziona. Prima di tutto però, iscrivetevi al canale, campanellina, commenti, no, i commenti magari fateli dopo, like, tutto l'ambaradà, insomma, lo sapete già. Sigla! Avete fatto? Grazie mille ragazzi. Allora andiamo, questo qua non ci serve più, quindi mi sono preparato la mia solita cartellina con i soliti asset di cui ho bisogno, quindi andiamo anche già a lanciare l'anteprima di questa paginetta bianca. E vamonos. Allora, ripropongo pari pari il tutorial che ho visto, ok? Quindi obiettivamente anche i nomi delle classi e tutto il resto che ci va dietro, insomma, sta lì a rompersi tanto le balle, non ha nemmeno senso. Tanto alla fin fine, cioè, non è roba mia, ho imparato a farlo studiando da un altro video che magari vi lascio il link originale in inglese in descrizione. Allora, creo un div che chiamerò Hero, al suo interno vado a creare un marcatore A che chiamerò class scroll down. All'interno di questo marcatore A vado a creare un nuovo div che sarà quello del topolino lì del mouse, tipo della forma del mouse, che chiameremo proprio div mouse per non sbagliare, e all'interno di div mouse vado ad aprire e chiudere uno span che poi diventerà il pallino che va su e giù e che andremo ad animare. Poi, sempre dentro il marcatore A ma appena sotto, vado a crearmi un div arrow per creare la freccettina. E anche in questo caso al suo interno vado a creare, ad aprire e chiudere un span, ok? Un marcatore in linea che diventerà proprio a tutti gli effetti la freccettina che saltella, ok? Benissimo, allora mi sembra che per quanto riguarda l'HTML tutto sommato è tutto qui. Il grosso del lavoro viene fatto tutto direttamente nel foglio di stile. Infatti se adesso vado a ricaricare qua non cambia assolutamente niente perché alla fine abbiamo solo fatto dei marcatori ma effettivamente non abbiamo scritto una mazza. Bene, foglio di stile, andiamo. Allora, anche in questo caso, come sempre, abbiamo delle regole che sono per noi universali. Al margin 0, padding 0, all, a tutto, ormai è diventato universalmente riconosciuto anche in tutti i tutorial che studio, in tutti i libri, in qualsiasi cosa io veda, il box sizing border box, cioè i padding e i bordi interni sono diventati ormai uno status quo, si può dire, ok? Body, background color, font family, il mio solito Montserrat, ok? Che vi ricordo per la 100.000esima volta, ma non lo dirò più, penso, che me lo legge semplicemente perché ce l'ho installato nel computer. Se volete utilizzarlo dovete andarlo o a installare nel computer o andare a recuperarlo attraverso le API dei CDN di Google. Ok? Allora partiamo da qui, richiamiamo la nostra hero e alla nostra hero andiamo subito a metterlo in width 100% e andiamo a riempire tutto lo spazio disponibile con i 100 viewport height, che ormai se conoscete e seguite i miei video dovreste conoscere molto bene. Diamo un colore di background, farlo un po' darkozzo, andiamo 1.5, 1.5, 1.5 e salviamo e ricarichiamo, vediamo cosa succede. Molto bene, direi che è decisamente darkozzo. Ok, andiamo e adesso iniziamo a elaborare gli altri marcatori che abbiamo all'interno. Allora partiamo dal marcatore A, scroll down. Allora, questo qui deve essere in position absolute, perché giustamente quando scrollo la pagina non mi deve seguire, quindi deve scrollare insieme al resto della pagina. Allora, lo posizioniamo bottom, facciamo... allora, nel video originale di Jules venivano utilizzati i rem, quindi 5 rem, se non ricordo male, che ho una tabellina lassù di conversione. 5 rem corrispondono a quanto? Non ne ho la più pallida idea perché sono arrivato fino a 3,75. Ok, fantastico. Allora, 5 rem, o forse 3 rem, vabbè, dopo vediamo. E poi mettiamo il left al 50%, quindi andiamo a spostare questo elemento
al 50%. Adesso andiamo ipoteticamente a traslare questo elemento che a oggi ancora comunque non si vede, in questo momento non si vede, quindi facciamo un transform translate, lo rientriamo translate y, ok, e diciamo meno 50%, quindi meno la metà della sua larghezza che al momento ancora non ha, ovviamente perché non l'abbiamo ancora definito nulla che gli dia una forma. Ripartiamo da qui e formattiamo invece il mouse al suo interno e gli diciamo di essere grande 2.5 rem. Però se questo è 2.5 qua mi sa che invece di 3 ci va 5, che è meglio. Allora poi gli diciamo di essere alto 5 rem anche a questo e gli andiamo a dare un colore di background provvisorio per vedere come si comporta. Quindi salviamo, background color bianco, andiamo qua, eccolo qui, vedete? Allora abbiamo questo che praticamente va al centro, quindi siamo a 5 rem da sotto, beh, forse ci stava anche 3, e poi l'abbiamo spostato qui in questa posizione di partenza col translate del 50% e l'abbiamo rientrato della sua metà, quindi meno translate y meno 50%. Ok, però bianco così non mi serve una mazza, quindi cominciamo a dargli una forma decente. Allora tolgo il colore di background e invece gli mettiamo un bel border e gli diciamo 2 pixel solid di colore bianco. E vediamo un po', ok, perfetto. E adesso andiamo a dirgli di avere un border radius e gli diciamo come border radius 2 rem di arrotondamento. Facciamo, vediamo un po' cosa dice. Eccolo qua, e il nostro mouse tra virgolette è fatto. Dopodiché, per poter centrare correttamente gli elementi al suo interno, andiamo a dichiararlo in display flex, così potremo usare Flexbox per andare a posizionare correttamente tutti gli elementi al suo interno senza grosse rotture di palle. Benissimo, allora passiamo alla nostra palla, quindi mouse gli andiamo a dire span e gli diciamo di essere un rem atom, un rem per un rem, quindi misure relative, un background che sarà palla, quindi background FFF, display block perché il marcatore span è un marcatore in linea, poi gli andiamo a dare un border radius del 50% così da farla rotonda, anche qua ci siamo, ok, perfetto, e andiamo adesso a utilizzare, vediamo dove si è piazzato. Eccola lì la nostra palla. Adesso, utilizzando e sfruttando il fatto che il suo contenitore è un display flex, andiamo a dirgli margin auto, così che si posizioni correttamente sopra, sotto, destra, sinistra, completamente in automatico, e dovrebbe andare esattamente lì. Molto bene, perfetto, bravissimo. Devo dire che questo tutorial che ho seguito era veramente molto chiaro. Allora, benissimo, non abbiamo bisogno di formattare il div arrow, ma abbiamo bisogno di formattare invece altresì lo span che è dentro arrow. Quindi a questo span a cui andiamo a riproporre le stesse dinamiche, quindi diciamo with the date facciamo un rem, poi gli andiamo a dare il bordo da 2 pixel, sì, ma questa volta, quindi se noi andiamo a fare così, troveremo la freccettina che sta lì, ok, perfetto. Ok, freccettina si fa per dire. Adesso vediamo come trasformare questa in una freccia. Allora, la prima cosa da farsi è quella di togliere il colore e dargli un transparent, quindi facciamo un bordo trasparente così che occupi uno spazio correttamente. Dopodiché gli diciamo border right color e gli diciamo di fare il bordo di destra bianco e poi gli diciamo di fare la stessa cosa sul bordo sotto, quindi il bottom color FFF bianco, quindi dovrei avere, ecco, una roba del genere, fantastico, perfetto. Adesso devo andare a trasformare anche questo span in display block, perché, ripeto, lo span è un marcatore in linea, quindi non accetterebbe le varie ed eventuali misure o dinamiche che gli sto dando. Vediamo cosa cambia. Ok, vedete, adesso accetta la sua dimensione, è grande praticamente come questo. E a questo punto io posso fare un transform e andare a fare un rotate di 45 gradi, 45 dag, e lui dovrebbe fare così e sembrare una bellissima freccia. Rimane a questo punto il problema che la freccia in questione non è centrata, a parte che qua secondo me
Vediamo se metto 3 rem, se viene meglio, come avevo ipotizzato prima. Sì, decisamente anche 3 mi sembrano tanti. Allora, per piazzare correttamente quella freccia, dobbiamo andare a prendere proprio scroll down e trasformare anche questo in display, sto scrivendo, display flex. Vediamo se faccio, no. Era un bel tentativo di utilizzare in quel modo Emmet, ma non mi è uscita. Oh signore! Allora, display flex, e poi andiamo a mettere gli elementi in colonna, quindi flex direction column, uno sotto l'altro, e li andiamo ad allineare con align items center. In questo modo la freccia dovrebbe andare esattamente al centro della posizione lì dove si trova. Ok. Direi perfetto, fin qua ce l'abbiamo. Dovrebbe essere anche tutto bello responsive, perché giustamente ne abbiamo fatto una mazza di strano. Adesso dobbiamo fare le animazioni. Allora, per fare le animazioni, dobbiamo usare il keyframes. Allora, creiamo due nomi per questi elementi. Chiameremo il pallino move well e chiameremo la freccetta arrow down. Sì o no? Guarda che gli inglesi ci danno quando inventano i nomi. Allora, partiamo dal primo. Ora vado qui sotto, chiocciola keyframes, ok, perché me ne mette due? Maledetto. Ok, questo qua abbiamo detto che si chiamerà move well, e al suo interno andiamo a dirgli che allo 0%, da dove parte, deve avere un opacity, e lo mettiamo a 0, quindi lo nascondiamo proprio, e facciamo un transform translate, e gli diciamo non translate ma translate y, perché ok, si deve spostare su quell'asse lì, e gli diciamo transform translate meno un rem. Poi andiamo a prendere questa parte qui, la copiamo e gli andiamo a dire che quando siamo arrivati al 100% l'opacity deve essere 1, e invece di translate di meno un rem dobbiamo portarlo a un rem e basta. A questo punto però dobbiamo tornare su, perché dobbiamo applicare l'animazione in sé, quindi ci prendiamo il nome che abbiamo assegnato qui a questo valore, che tra l'altro ho anche sbagliato a scrivere, ho scritto well con 2 L, no, è will. Ok, copio questo, scusate ragazzi, sono giornate molto intense, poi questo cazzo di Covid è un casino in questo periodo qua che non avete idea. Allora, cosa che dobbiamo muovere? Move span, ok, quindi siamo su questo mouse span, ok, quindi gli diamo un animation, 2 punti, e gli andiamo a richiamare il nome che abbiamo scelto, lo facciamo muovere in un secondo, perché sennò va via come un treno, linear, quindi che vada su e giù correttamente, e poi diciamo di farlo infinite, quindi di continuare con questo movimento costantemente, cioè non smettere di fare il movimento. Vediamo se è vero. Che bene, perfetto. Allora, la freccettina invece la complichiamo un po' di più da quel che ho potuto vedere in questo bellissimo tutorial che ho seguito, quindi andiamo a crearci un nuovo keyframe. Posso pigliare anche tutta sta roba qua, e questa qua la chiamiamo arrow down, avevamo detto. No, scroll down avevamo già dato la classe. Ok, allora vabbè, i translate, transform qua non ci servono. Abbiamo un opacity 0 al 0% e un opacity 1 al 100%. In mezzo andiamo a creare un primo movimento al 25% con un opacity al 0.25. Poi andiamo a creare un secondo movimento al 50 di opacity, quindi che non è così ma è 0.5, ok, poi andiamo a fare un terzo movimento al, indovinate un po', 75%, e gli diciamo di essere 0.75, ok, e poi il 100% sull'opacity quando arriviamo al 100%, ok, opacity 1, 100%. Perfetto, fantastico. Anche in questo caso ovviamente dobbiamo tornare un attimo su a gestire di nuovo questa situazione qua sull'arrow span. Allora, ricopiamo animation, andiamo a salvarlo qui, abbiamo chiamato questa arrow down, sì, down, ok, perfetto. In questo caso gli andiamo a dire 0.5s, quindi 5 decimi di secondo, non linear ma alternate, e anche in questo caso fallo infinite, quindi
costantemente. Vediamo un po' se è vero. Ok, perfetto. Ottimo ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Allora, obiettivamente ci ho messo un po' di più di quello che pensavo, ma ho fatto anche un sacco di errori, quindi in taglio dovrò tirare via un sacco di roba. Molto bene ragazzi. Allora, è una cazzatina, ok? Però vedete che comunque di righe di codice ce ne servono. Continuate a segnalarmi via messaggio privato o come cazzo volete le cosettine che volete che io faccia, ok? Che vi possono interessare, e continuerò a fare questi piccoli mini tutorial alternandoli a quelli che sono invece i tutorial che magari ho già previsto, ok? Io vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, vi ringrazio moltissimo che mi seguite, avanti tutta ragazzi, noi ci vediamo alla prossima e come sempre see you next time.